incontravo un signore. Incontravo un signore per strada e ci disse: non ti affronti a camminare scalzo. Era stanco. L'ossa arrossicata da gamba, la donna che ha sfardata, la bocca secca, e cercava acqua. Fra vicino avviata al veleno, ma pensando chi fu che ne fece, fu piacere di metterlo a mondo e vederlo rubare, odiare, assicurare i denari e godere di mano dell'auge. Vedi qua, vedete? Non mi spuntò la lacrima. E faceva impressione. Un picciotto di 106 anni, bello, caloto, ossuto, e gli occhi d'ova di paloma che andava paglia. Faceva impressione da tale d'uomo che aveva un tuo cuore cubetto duciato, un tuo cuore come lingua ragneggio e capricci da madre. Ma pensando che ne fece, fu piacere di vedere scippare l'occhio uno con l'altro, scurciare uno con l'altro, ammazzare e chiantare bannere i vettori nelle panze di morte. Ti dico la verità, non mi spunta una lacrima. Ci disse su, meglio se non nasceva. Non scendeva in terra e non moreva la croce. Ma se fosse monente, ci disse. Me pampane e nessuno. E manco carne punciuta da labbra e manciata di verno. Fosse monente, meglio senza tempesta. E senza sole e lampo in tuo cielo, e più cremuto in terra. Niente. Era stanco. Meravigliava e piangeva. Come un uomo innocente che chiama patito.